Majeski Stadium di Reading vicino a Londra e inizia l'avventura europea della FMCZ Rugby Rovigo Delta, inquadrata appunto dagli operatori inglesi per una partita di esordio in trasferta, in tenuta verde. Vedete ora i padroni di casa, il London Irish, formazione del campionato inglese, la Premiership. Vediamo l'introduzione in questa seconda mischia del match. L'arbitro resetta, questa volta decide invece che la penalità è a carico di rossoblu. Partono con fortissimi attorno al pacchetto di mischia gli avanti dei London Irish, che guadagnano altri 3 metri. Ancora un tentativo sull'asse verticale vicino al pacchetto di mischia e poi Ale sventagliata all'esterno. Dorian serve la linea arretrata, pallone arriva all'estremo Oggio e chi lo ferma? Questo ormai c'era anche la superiorità numerica. Il risultato finale non fu molto incoraggiante per quella stagione, 78-3. Stiamo a vedere se Rovigo riuscirà a fare meglio. Accidenti, che precisione. Discussione tra arbitro e prime linee. Mi sembra che anche questa non sfuga la regola. Intanto Rovigo introduce e poi Iordescu addirittura comanda un penalty per indisciplina del pacchetto di mischia londinese, oltre al fatto che per molti giocatori è anche un'esperienza europea importante. Niente da fare, il pallone esce anche se di poco, il punteggio rimane 7-0 dopo circa 10 minuti e ci riesce di guadagnare un vantaggio. Il pallone poi affidato ancora a Basson, che scaraventa una penand sul lato destro del campo dalla parte londinese. Pressione del Rovigo, ma recuperano la palla e con Liri lo affidano di nuovo agli avanti. Poi pallone a Dorian, ecco l'inserimento di Oggio e qui c'è la superiorità numerica. Niente da fare per i rodigini, che si trovano ora purtroppo a dover soccombere con una chiara inferiorità. È proprio l'apertura Dorian, che forse avrebbero potuto essere convertiti al piede, ma diciamo che va bene così. Credo che il risultato non sarà in discussione oggi. Arriva anche la conversione di Dorian, 14-0 quindi della difesa rodigina. Sa leggere molto bene questa fase di gioco i London Irish, assorbono la difesa del Rovigo, riescono al lato sinistro a trovare un break imperioso con Lyons e poi il pallone ancora all'esterno. Gilsenan, poi i tre quarti ora riescono a mantenere vivo il pallone in raddoppio sulla linea. Griffin e poi Oggio riesce a evitare il placcaggio dell'ultimo giocatore del Rovigo e va a marcare la sua seconda meta personale. Tecnico sul piano tecnico e dell'esperienza. Però arriva anche la trasformazione e vedete che queste squadre qui, quando sono a 5 metri alla linea di meta, vedono rosso, e infatti eccoli qua i londinesi che spingono con gli avanti. Il Rovigo riesce a mettere il pallone a terra, ma con la seconda linea Lyons ancora una volta il pallone da Liri verso l'esterno. Accidenti, che bell'incrocio da parte di Foley e poi il pallone di nuovo in meta. Mi pare che sia sempre Miles Dorian a tentare la via dei pali, un rosso-blu a cercare di disturbare. Ecco la palla vinta dai rodigini, che impostano un'azione in penetrazione verticale, guadagnati un paio di metri, ma soprattutto guadagnato un altro penalty. E un Rovigo potrà sicuramente fare bene anche nella ripresa, quando presumibilmente i londinesi potrebbero effettuare parecchi cambi nelle loro retroguardie. Che peccato, non passa la palla. Questi avversari che sulla carta, ecco, vediamo già un bruttissimo dei londinesi. Altra fase, ancora London Irish, il chip al largo è perfetto e arriva alla meta al primo minuto di Griffin. I London Irish in questo avvio di stagione hanno affrontato le migliori squadre di Premiership e ovviamente si alzano le bandierine. Ci ha abituato bene al lancio il capitano Luke Money. Sicuro, primo blocco, organizziamo subito, grossa pressione degli Irish. Attenzione, andiamo, e c'è la meta! Bellissima meta! C'è la meta del Rovigo, grandissimo schema questo, siamo riusciti a eludere la pressione dei londinesi trovando un angolo di spinta molto intelligente. Questo era il lavoro che avevamo visto impostare da Andrea. Prima meta del Rovigo in questo match, in questo primo turno. Intanto parte Stefan Basson, abbastanza angolato il calcio per Cici, ma lui la mette, per cui ottimo parziale. Quel cambio ha creato quella sorta di disequilibrio e quella
quell'inerzia che è passata immediatamente tra un equilibrio abbastanza stabile Tra le due mischie, sì. adesso ha una sicuramente prevalenza londinese di questo sentore, di questi rumors, e si è messo sicuramente alla prova. Intanto Dorian decide di non sbagliare anche questa, per cui si alzano le bandierine. Un grosso volume di giocatori, adesso giocano veloci e provano ancora a muovere la palla centralmente. Guarda giocatori nello spazio che ci sono a sinistra rispetto alla difesa rosso-blu. Ed ecco al largo, arriva l'ovale e arriva anche, ahimè, la meta. Sono Ne molteplici. sforni quante ne vuoi, esatto. Dorian alla trasformazione, non sbaglia nemmeno questa. Chapeau di fronte. Sta cambiando un po' il tipo di lavoro, per cui Attenzione, va parte dalla verificato chiusa anche qua. e se ne va al numero 8 da solo e c'è la meta. E qui paghiamo il fatto di essere in uno in meno. Magari si Sì. conoscono anche. Sì, non lo so. Parte Dorian al piede, questa è più facile delle altre, è più facile. Infatti non perdona nemmeno stavolta. Se loro riescono a tenere molti meno uomini rispetto a noi nei punti di incontro, e poi un lavoro di ridistribuzione riescono ad avere un maggior numero di elementi a disposizione, questo sì. Finta all'interno, poi riesce ad alimentare all'esterno con un sostegno a disposizione. Attenzione al largo. Quelli sono i fattori chiave, cioè l'abilità del portatore nel liberarsi per cercare la continuità. Se questa non avviene, si passa attraverso questo punto d'incontro dove vedi loro vanno a terra, si mettono in posizione chiodo, come si dice tecnicamente, per cui il gate, abbiamo subito un'altra meta. Questo assomiglia veramente tantissimo. Separati dalla nascita. Può essere. Intanto non fa mancare Bazzecola del mondo rugbyistico interplanetario, insomma, Sam Warburton. Se giocherà merita il costo del e questa è una biglietto. grande azione al largo. Mamma mia che gambe che Guarda ha questo cosa giocatore. ha fatto sto ragazzo. Ed è short, ha fatto un cost to cost, tra virgolette, passami il termine, regalata. Sì, la più regalata, sì, è proprio il termine giusto. Se la sono sudata poco, insomma. Poco. Questo per essere performanti fino all'ultimo minuto di gioco, quando insomma possiamo ancora ribaltare dei risultati in bilico. Primo blocco per Rovigo, un drive che sembra avanzante, fa in tempo a ristrutturarsi la difesa dei London Irish. Ma noi piano piano abbiamo Attenzione, un buon ritmo. andiamo, c'è la Eccolo meta, c'è la meta del Rovigo, Andrea De Marchi. Qui siamo stati molto pazienti. Sì, infatti stavamo sottolineando proprio quello, che con calma e con il ritmo giusto non abbiamo cercato di forzare l'avanzamento, ma abbiamo aspettato, insomma, dalla stessa squadra meno blasonata, e comunque quando tu durante la partita, E bravo Davide che mette questi 2 punti. e in questo momento Arriva il fischio di Finisce. Iordescu, per cui il primo match in Europa per la FMCZ Rugby Rovigo Delta si conclude con la sconfitta 70-14 al Majeski Stadium contro i London Irish. L'appuntamento è per sabato prossimo in casa contro i Cardiff Blues. non mancate. Grazie Antonio. Grazie a tutti, buon rugby.